Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi la partita di Fabiano Caruana contro Avasov, la prima partita dello spareggio rapido, spareggio vinto da Fabiano Caruana, dove ha giocato contro il Trompowsky niente meno che il tango dei due cavalli. Vediamo cosa è successo. Dopo aver vinto la prima partita, Avasov aveva un punto di vantaggio rispetto a Caruana, ma Caruana ha vinto la seconda partita del match classico a tempo lungo, e tutte queste partite ci sono sul canale in video precedenti che vi raccomando vi consiglio di vedere. Guardiamo adesso la prima partita dello spareggio che ha permesso appunto a Caruana di diventare terzo e di qualificarsi al prossimo torneo dei candidati. Perché, faccio un po' di spoiler, Caruana ha vinto tutte e due le partite. La seconda con il bianco è stata più facile, questa è stata una partita combattutissima, originalissima, fantastica. Ok, guardiamo cosa è successo. D4, cavallo F6, alfiere G5, prima sorpresa il Trompowsky, e ora Caruana gioca a cavallo C6, non l'avevo mai visto, ho detto, sapevo, come avevo visto in precedenti video sul tango, Caruana, vi avevo già detto che in passato contro C4 Caruana aveva giocato il tango, su cui c'è un bel corso nell'Accademia di Matto Scacco, e non sapevo che si potesse giocare contro il Trompowsky, ma ok, Caruana lo sa, no? Proprio per questo Caruana è Caruana, e ha tanti idee nuove, deve sorprendere i suoi avversari. Quindi qua il bianco gioca E3 e 5. A questo punto D5 il bianco vuole guadagnare spazio, cavallo E7. Dopo cavallo E7 l'idea del nero serve a mettere il cavallo in G6 e giocare H6 guadagnando la coppia degli alfieri. Cioè su C4 potrebbe seguire cavallo G6, su cavallo C3 H6, e qua vediamo che l'alfiere del bianco non può tornare indietro, perché in caso di alfiere H4 l'alfiere sarebbe in presa e questo sarebbe la fine dei sogni del bianco, e quindi il bianco potrebbe prendere in F6 e il nero prenderebbe la coppia degli alfieri, per dire che non è la fine del mondo per il bianco, però il bianco pensa, visto che potrei comunque perdere la coppia degli alfieri in un futuro, perché non cederla subito e giocare alfiere, cioè anziché C4 o un'altra mossa, perché non giocare alfiere per F6 subito, che danneggia tra l'altro la struttura dei pedoni del nero. Questo è vero, però se si apre il gioco la coppia degli alfieri è forte. Dopo C4 D6 gioca Caruana, e qua davvero il suo gioco sarà innovativo, perché Caruana giocherà F5, alfiere G7, metterà l'alfiere in fianchetto, il cavallo in G6, avrà questi due pedoni appaiati che controllano tutte queste caselle, questi pedoni sono davvero forti, e poi magari giocherà in un futuro, in un secondo momento, E4, il cavallo in G6 va a E5 con ottimo gioco. Adesso tante frecce, poi vedremo lo svilupparsi della partita. Il bianco gioca cavallo C3, F5. Come ho detto in passato, come ho appena detto in realtà, questi pedoni sono fortissimi e controllano tutte le caselle davanti a loro. I pedoni appaiati sono davvero forti. H4 gioca il bianco, perché il bianco è in vena di fare qualcosa di innovativo anche lui, no? Di fronte alla sorpresa del nero vuole controsorprenderlo, però H4 è cattiva, quando non c'è la coppia degli alfieri bisogna stare solidi. Forse era meglio svilupparsi, però qua Caruana avrebbe potuto per esempio continuare a giocare in questo modo, poi anche giocare alfiere di 7, non 7 a rocco lungo e attaccare nella di re, o anche arroccare magari contro il rocco corto del bianco, anche arroccare corto, no? Poi pian piano attaccare, no? Con tutti i pezzi come nell'est indiana, E4, allo E5, F4, H8, torre G8, con gioco migliore per il nero. Quindi qua il bianco gioca H4, vuole magari lanciare un attacco nell'ala di re e arroccare lungo. Caruana gioca alfiere G7, H5, il nero arrocca, il motore dice che è un errore, il motore chess.com in realtà ci sta, si poteva anche bloccare il pedone H, o addirittura il motore suggerisce una mossa stranissima, cavallo G8 per bloccare, giocare F4, in realtà questo motore è abbastanza debole, a me piace Arrocco che è la mossa di Caruana, perché qua il bianco gioca alfiere D3, è una mossa qualunque, H6 era la mossa più logica, no? Se il bianco ha giocato tutto sto piano per continuare il piano di Alfa 0, ma il nero sta bene, gioca alfiere F6, cavallo G6, il re nero è comunque inespugnabile, grazie all'alfiere camposcuro ci sono anche possibilità di nuovo di aprire la lei donna. Però è vero che il bianco doveva almeno tentare H6 per dare un senso alla spinta del pedone H. Il bianco gioca alfiere D3, che non è granché perché si esporrà E4 con tempo,
Il bianco gioca a C6, il nero gioca a C6 perché? Per fare capire al bianco che sarà meglio non arroccare lungo perché si aprirà già la colonna C. Su D per C6 il nero potrebbe tra l'altro aprire anche la colonna B, in un futuro giocare per spingere tutti i pedoni centrali con gioco devastante. Qua donna D2 gioca il bianco, C per D, C per D, alfiere D7. A questo punto il nero fa capire al bianco che se arrocca lungo, torre C8 sarà più o meno la fine. Si poteva anche giocare prima E4 e su alfiere V2 o C2 più difensivo, torre C8, poi B5, B4, la torre nera punta contro il re bianco, idem l'alfiere nero, tra un po' anche la donna nera, ci sarà il pawn storm dei pedoni con conseguenze davvero fatali per il bianco. Quindi il bianco decide di rimanere, unire al centro, gioca cavallo E2, il motore da sbagliata in realtà ci può stare, bisogna terminare lo sviluppo, il cavallo non si può mettere in F3 per via della forchetta, no? Con E4. In realtà una cosa che non ho capito, perché il bianco non ha giocato H6, no? Perché ha spinto il pedone fino in H5, il pedone può andare in H6 per disturbare un pochino di più lo schieramento del nero. Comunque qui, ok, cavallo E2, torre C8, facendo sempre capire al bianco che arroccare lungo è sconsigliato, su arrocco lungo si mette già appunto il re in una situazione precaria, no? Se il re si sposta, B4, tra l'altro dove va il cavallo? Non ci sono tante caselle, cavallo B5, ora il cavallo intrappolato, non ha caselle. Cosa si fa? Si fa A4, però A4 spalanca ancora di più la posizione con la presa in passante, o semplicemente A6, dove il cavallo del bianco risulta intrappolato. Anche donna per B4 perderebbe, perché? Per via di E4, per dire. Si attacca il difensore del cavallo, l'alfiere deve tornare indietro, non so, in C2 qua cade il cavallo, oppure su alfiere C4, anche qua il nero vince, come vince per esempio con torre per C4, alfiere per B5, ci sono già due pezzi per la torre, se la donna va in C2 che difende il cavallo e difende anche il matto raggi X, alfiere D3 vince, si guadagna, si inchioda la torre per D3, forchetta. Tra l'altro su donna D2 cade il cavallo con un pezzo in più del nero, su donna per D3, ops, il difensore è stato deviato, checkmate, e la partita finisce. Quindi, arrocco lungo come sempre è sconsigliabile. Il bianco qua, allora gioca cavallo G3 e 4, fortissimo. Diciamo che chiude un po' i pezzi del bianco e l'alfiere si apre. Alfiere C2, B5, continuando l'espansione, Caruana è fortissimo. Alfiere B3, donna A5. Ora si minaccia semplicemente la presa in C3, ovvero che se il bianco arroccasse il nero può prendere in C3 senza timori, e sta molto meglio, senza avere paura del successo. Qua c'è un pedone in più e partita vinta, si raddoppia sulla colonna, ci si spinge la maggioranza di pedoni. Quindi, a questo punto, il bianco gioca torre C1, il nero gioca H6, che il bianco non aveva mai giocato H6, il nero dice, non l'hai voluto fare, ora basta, non puoi più farlo. Ora l'arrocco del nero è davvero inespugnabile col pedone in H6, il cavallo che non ha uno scopolo, il fiere in G7 è fortissimo. Ora il nero vuole semplicemente raddoppiare sulla colonna C e il bianco è privo di un piano. Il pedone in D5 blocca gli stessi pezzi del bianco. Il bianco arrocca, torre C5, fortissima per raddoppiare le torri. F3 al motore non piace e effettivamente probabilmente la posizione bianca è già pessima, però F3 accelera la sconfitta perché l'alfiere arriva in E5 e fortissimo attacca il cavallo del bianco. Giocare F4 potrebbe essere possibile, però non è granché perché ora dopo F4 si chiude tutto il gioco nell'ala di re, il nero alla lunga potrebbe vincere nell'ala di donna. C'è anche l'attacco a GX contro il pedone in B2, è davvero un disastro per il bianco. Quindi il bianco gioca donna F2 e per F3. Ora sembrerebbe che il bianco magari vuole creare un controgioco nell'ala di re, però aprire la colonna G non si sa bene chi favorirebbe, probabilmente favorirebbe il bianco. Quindi il bianco prende di donna, ora il nero continua, donna B4, fortissima, a volte la donna può trasferirsi nell'ala di re, torre C2, che al motore non piace ma la posizione bianca è già disastrosa, A5, probabilmente il nero vince già matematicamente, gioco corretto. Ora si vuole giocare a volte A4 per intrappolare l'alfiere. La torre si sposta, ma questo è già un errore decisivo. C'è da dire che la pressione nera avrebbe vinto alla lunga, ma ora c'è una combinazione fulminante, sapresti trovarla? Ecco, questo cavallo non ha molte case, si può attaccare, ma su donna H4, che attacca il cavallo, potrebbe difendersi tale cavallo. Quindi
eliminazione del difensore, 2 punti esclamativi, la mossa che vince, torre per C3, torre per C3, 2 punti esclamativi, perché ora il bianco è impazzito, ha iniziato a dare via i pezzi e ciò porta alla perdita della partita, ma su B per C3, mossa più naturale, donna H4 vincerebbe. Perché donna H4 vincerebbe? Perché si attacca il cavallo non può muovere, non può essere difeso da nessun pezzo, il re non può andare in H2 a difenderlo, se il cavallo si muove a qualunque casella, addirittura se si sacrifica, c'è matto in H2. C'era un attacco a raggi X contro questa casella, devastante, no? Game over. Quindi il bianco qua dopo torre per C3 gioca cavallo per F5, però questo è come dare via i pezzi. Cavallo per F5, B per C3, donna H4. Ci sono già 2 pezzi per la torre, vantaggio di materiale decisivo, i pezzi sono fortissimi, c'è anche attacco, si minaccia matto. Il bianco gioca G3, disperazione, cavallo per G3. Ora, se il bianco vuole mettere la torre in G2, sbarra la strada alla donna e nero vince con donna H1, e donna per F1 matto, prendendo la torre dando matto. Torre H2, donna G5. La posizione senza speranze, nero potrebbe addirittura incrementare l'attacco sulla colonna G o semplicemente catturare la torre con scoperta, che costerebbe entrambe le torri del bianco. Il bianco gioca torre G2 e dopo alfiere H3 abbandona la stoccata finale. Il cavallo è ben difeso, il nero ha già 2 pezzi per la torre, da un'infilata e quindi guadagnerà anche la qualità, il bianco abbandona. Caruana diventa terzo nella Coppa del Mondo e si qualifica ai candidati. Grandissima partita, grandissima prestazione, soprattutto dopo aver perso la prima partita lenta, vince la seconda, pareggia il match classico e poi vince queste 2 brillanti partite agli spareggi. Ci vediamo presto con altre partite, chissà se vediamo qualche partita di Carlsen o di qualche altro giocatore della Coppa del Mondo. Ci vediamo presto amici, alla prossima!